Ben ritrovati in diretta, ricomincia questo nostro spazio dedicato all'approfondimento sindacale, in particolare con la CGIL di Treviso. E allora saluto e ringrazio Monica Giomo, amministratrice delegata di CAF Veneto SRL Provincia di Treviso, eccola qua. Ben trovata Monica, un volto ormai noto ai nostri telespettatori. Giuliana Maffei, responsabile fiscale provinciale del CAF Veneto per la provincia di Treviso, e dovremmo avere in collegamento, eccola qua, Sara Franchetto, responsabile fiscale provinciale di CAF Veneto, sempre per la provincia di Treviso. Buongiorno Sara, ben trovata. Ecco, la sentiamo benissimo adesso, perfetto. Allora, Monica, cominciamo con Monica Giomo perché ci sono delle scadenze imminenti. Parliamo in particolare di dichiarazioni dei redditi, vediamo l'andamento della situazione, no? Perché già dalla primavera è possibile naturalmente presentare il 7,30, ma la campagna fiscale si chiude tra poco, alla fine del mese, è così? Sì, noi appunto centri autorizzati di assistenza fiscale siamo di fatto impegnati in questo lungo periodo per la compilazione delle dichiarazioni reddituali, in particolar modo il 7,30. Naturalmente la scadenza è il 30 di settembre e quindi i nostri uffici, i nostri sportelli sono aperti per tutti coloro i quali si sono tardati un attimo a adempiere a questo adempimento, insomma bene o male annuale, ma anche per chi eventualmente l'avesse già presentata e magari ha dimenticato, insomma, o si è accorto che qualcosa non va, sia che si sia rivolto ad altre strutture CAF, sia che abbia utilizzato la precompilata messa a disposizione dall'agenzia come strumento, ma anche se l'avesse fatta presso uno dei nostri sportelli, chiaramente insomma si può intervenire. L'importante è sempre farlo con una certa celerità, in modo tale che poi insomma Giuliana e Sara possono anche precisare qual è l'iter da seguire, perché insomma nulla è perso e una strada c'è sempre a disposizione. Per quanto riguarda la scadenza 7,30, appunto io volevo approfittare di questo momento per ricordare che il giorno dell'appuntamento è necessario portare con voi tutta la documentazione cartacea, lo sottolineo perché giustamente insomma i tempi della digitalizzazione ci portano che utilizziamo con più frequenza tutti gli strumenti insomma informatici. In particolar modo chi ha lo smartphone sa che l'applicazione della banca, l'assicurazione, magari lo stesso CU, insomma abbiamo tutto sul supporto telefonino, però nel momento in cui ci si appresta a fare la dichiarazione è proprio necessario portare con sé tutta la documentazione cartacea, perché i centri di assistenza fiscale di fatto devono sostanzialmente verificare che tutta la documentazione sia conforme a quello che la norma prevede, per garantire e assicurare la possibilità di inserire in dichiarazione tutti gli oneri, in maniera particolare perché di fatto ricordiamo che il 7,30 è sì un obbligo per tanti, perché soprattutto per chi ha avuto nel corso dell'anno, in questo caso ricordiamo che siamo nel 2025 e la normativa ci dice devo dichiarare tutto ciò che ho percepito o ho sostenuto come spese nel corso dell'anno precedente, quindi nel 2024. Quindi il 7,30 di fatto diventa un obbligo dichiarativo per alcuni, ma un'opportunità di fatto per altri per portare a casa eventualmente delle somme a credito date appunto dal sostenimento di spese. A volte, e ricordiamo, uso il termine opportunità, non mi stancherò mai insomma di ricordarlo nell'ottica di essere di aiuto e di supporto per chi ci ascolta, che soprattutto magari coloro i quali iniziano a lavorare, i ragazzi magari che escono da scuola, cominciano a lavorare, hanno magari lavorato in più aziende per periodi anche con stagionalità o meno e hanno più CU, devono sicuramente passare e verificare se hanno l'obbligo di fare la dichiarazione, ma chi ha solo un trattamento di lavoro magari per tutto l'anno o anche per parte d'anno, l'importante è verificare che quella certificazione sia compilata correttamente. Perché? Perché a volte
non volutamente da parte dell'azienda ma anche da noi lavoratori non forniamo tutte le informazioni utili per le detrazioni, se abbiamo familiari a carico oppure insomma ulteriori detrazioni che appunto a livello fiscale ci possono aspettare, e naturalmente noi non presentando la dichiarazione, tenendoci nel cassetto di casa quella CU, non possiamo magari usufruire di appunto somme che in realtà attraverso il 730 potremmo ricevere. Quindi ecco, l'importante è sempre fare un passaggio, dir presso uno sportello CAF. Noi siamo naturalmente a disposizione fino al 30 di settembre sera per adempiere a questo adempimento. Quindi ecco, insomma, non perdiamo questa opportunità, no, assolutamente, appunto, perché è quello il tema, no? Ci spettano queste cifre e quindi poi di sti tempi insomma è sempre il caso, ecco, di fare attenzione un po' a tutto quanto. Allora, Giuliana, si avvicina, abbiamo detto, questa scadenza. Allora, cosa deve fare un cittadino che non abbia ancora provveduto a presentare questa dichiarazione? Abbiamo sentito quali sono un po' i documenti, i termini, eccetera. Entriamo nello specifico. No, beh, sicuramente gran parte delle cose le ha già anticipate Monica. Sicuramente prendere un appuntamento presso il CAF, possibilmente chiamando lo 0422 4091 tasto 2. Anche se manca poco tempo si riesce? Sì, ecco. Basta chiamare e far presente che bisogna elaborare il modello 730, dopo vedremo anche un attimo differenza 730 e modello redditi, portare con sé tutta la documentazione, perché giustamente Monica diceva c'è qualcuno che ha obbligo, c'è qualcuno che ha convenienza, ma i più non hanno consapevolezza né di uno né dell'altro. Quindi il consiglio che diamo è venire sempre presso i nostri uffici. A volte succede anche in prossimità della scadenza che non si trovino tutti i documenti. È possibile elaborare una dichiarazione, in questo caso modello 730, e nel caso in cui, ad esempio, mi viene in mente che ho avuto una spesa dentistica estera, perché diventa sempre più frequente, non trovo la fattura, presento la dichiarazione dei redditi e quando dovessi trovare quel documento è sufficiente tornare presso i nostri uffici e fare un modello integrativo. Lo stesso potrebbe essere nel caso in cui io magari abbia avuto più redditi, non trovo la CU, magari lo studente che è appena entrato nel mondo del lavoro, in estate ha fatto un lavoretto, poi ha iniziato a lavorare a tempo determinato piuttosto che a tempo indeterminato e ha 2 CU, non trova l'altra, presenta intanto la dichiarazione e dopo si premura di trovare tutta la documentazione e andare a integrare. È importante quando si presenta il modello 730 avere ben presente chi è il sostituto d'imposta. Il sostituto d'imposta è il datore di lavoro che effettuerà il conguaglio del mio modello. Cosa vuol dire? Che se io oggi lavoro per Antena 3, diciamo, o per il CAF CGIL, ok, però fra 15 giorni cambio datore di lavoro e io ho un credito piuttosto che il debito, perché ci si preoccupa sempre col credito, ma il credito posso recuperarlo, poi il debito invece se non lo pago subito dovrò pagare sanzioni e interessi, ok, dovrò nel momento in cui mi reco presso gli sportelli del CAF comunicare questa evenienza e della possibile modifica del sostituto d'imposta, se no il 730 non va a buon fine. Sono sfumature però che possono inficiare il buon esito del modello, okay? E quindi potremo non avere conguagliato la nostra dichiarazione dei redditi. Certamente, e quindi insomma c'è sempre una soluzione un po' a tutti gli inghippi. Sì. Allora, stavo per ricordare ai nostri telespettatori che possono telefonare, ma vedo che se ne sono ricordati da soli, abbiamo già qualcuno al telefono. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. E chi è da dove chiama, per favore? Da Morgano. Da Morgano, provincia di Treviso. Sì, ci dica. Sì. Io ho la figlia che è all'estero e ho delle case, lei deve pagare 62 euro all'anno di tasse, con modello di pagamento unico con l'F24. Fino all'anno scorso non ci sono stati problemi, sono andato da uno privato e mi ha fatto, però adesso lo Stato non gli passa più i moduli per pagare questa cifra. Io ho già pagato, perché qua in Italia è meglio pagare in anticipo che proprio non pagare. Volevo solo sapere come doveva fare io
per avere questo modulo F24. Signora, mi scusi, lei ha detto che la figlia ha delle case? Sì, ha una porzione Di quindi case. Parliamo di IMU sostanzialmente. IMU, sì, è l'unica entrata che lei ha qua in Italia, quindi sono 31 euro da pagare a giugno e 31 a dicembre. Certo, sono certo. 62 euro. E non l'ente sarà il comune, insomma, che deve mandare l'F24. Giuliana? Sì. Allora, ci sono alcuni comuni, non so se il vostro Morgano sia uno di questi, che mandano automaticamente i modelli F24 per pagare questa imposta comunale a casa ai cittadini che sono tenuti al pagamento. Altri comuni no. Io non so se nello specifico Morgano per molti anni ve l'ha inviato e adesso non lo invia più. Eventualmente provi a recarsi presso gli sportelli del comune. Se il comune non dà più questo servizio, può sempre prendere appuntamento presso i nostri uffici, portando ovviamente gli atti di compravendita, di successione, le visure di questo immobile, e provvederemo noi a elaborargli gli F24 per poter pagare. Okay. Dunque, il comune, io ho altri 2 figli, me lo manda ogni anno. E quindi La figlia non me l'ha mai mandato perché la cifra è talmente irrisoria che mandare le carte in Australia, che poi ritornino in Italia, non vale la pena, e per una cifra del genere dicono sono solo spese e non vale la pena. Può esserci davvero no, ma questo no, di ragionamento solito sono alla 10. base? No, forse non glielo mandano in Australia, ma provi a vedere se ve lo danno personalmente, prova a fare una richiesta con delega, e se no, se non dovesse riuscire a averli dal comune, viene da noi e glielo facciamo noi. Perché cosa rischia ma io la figlia? E potrebbe arrivargli l'esenzione per gli altri 2, quindi io mi baso su quello che mandano per gli altri 2 figli. Il problema è proprio che non trovo il modulo per poter denunciare. Ricopia sostanzialmente. Allora signora, l'importo sostanzialmente ci dicono anche qui le nostre esperte del sindacato che è bene verificarla questa cosa, perché si rischia poi con l'andare del tempo che ci sia un accertamento con relativa sanzione, immagino. No? Interessi. Ecco, con gli interessi e tutto, quindi per non trovarsi a pagare, adesso sarà pure irrisoria, ma per non trovarsi a pagare magari più avanti una cifra più significativa, o direttamente col comune o col sindacato, è il caso di andare a vedere che poi succede. Li arriveranno tutti insieme, magari messi insieme con sanzioni e interessi, adesso è poco. Ecco, meglio evitare la stangata improvvisa a un certo punto, signora. Ok, allora ma ci sono tanti temi, no? Perché poi non è semplice districarsi in tutto quello che è il panorama delle cose anche da fare, perché prima diceva giustamente Monica, magari ci sfugge quel modulo, quella detrazione, quella firma anche da restituire all'azienda, eccetera. Sì, a volte è sufficiente magari anche soltanto un passaggio presso lo sportello, e il nostro compito non è solo finalizzato a fare la prestazione che la persona ci chiede. Se abbiamo modo, che sia attraverso l'ISEE piuttosto che con la dichiarazione dei redditi, il nostro impegno è anche quello di dare un'informazione aggiuntiva alla persona. Viene il papà, viene la mamma, a volte chiediamo in automatico se hanno dei figli, se hanno lavorato, se hanno provveduto, perché magari sono passaggi che magari uno non ci pensa, ecco, perché giustamente non è del settore, ma insomma il nostro compito è anche quello, magari anche attraverso il sito, ecco, non l'ho citato all'inizio, ma il sito per noi, proprio parlando di un po' di informatica e di strumenti digitali, possiamo mostrarlo, regia. Ci consente, all'interno del sito della Camera del Lavoro di Treviso, naturalmente abbiamo una sezione dedicata per il CAF, dove tentiamo di mettere delle informazioni utili che ognuno dal proprio telefonino oppure dal PC di casa può leggere, consultare e anche stampare, come ad esempio la lista dei documenti, e quindi quando ci sono delle novità, ecco, questo è uno strumento, insomma, che sempre più tendiamo a tenere monitorato e aggiornato, proprio per favorire, insomma, chiunque ad acquisire le informazioni utili. Ecco Giuliana, stavamo parlando appunto di questa scadenza, di tutto quel che bisogna fare, e se qualcuno si prende così tardi da non rispettare neppure il 30 di settembre, che si può fare? Succede. Bella scadenza, ripetiamo, per fare il modello 730 il 30 settembre appunto c'è la possibilità di elaborare
il modello redditi, persone fisiche, che ha scadenza 31 ottobre, però viene data un'ulteriore possibilità di presentarlo pagando una piccola sanzione di 25 euro, presentando il cosiddetto modello redditi tardivo entro il 29 di gennaio. E questo cosa comporta? Qualche onere in più oppure qualche svantaggio? Oppure allora, no? più si va avanti, più ci sono sanzioni e interessi da pagare, ma diciamo che nei limiti della dichiarazione dei redditi fino alla tardiva non sono così elevati, sono sostenibili, però è sempre meglio premurarsi. E la cosa che consigliamo noi sempre, quello che dicevo anche prima, meglio presentare la dichiarazione di redditi per non andare in omessa, perché sia mai che mi viene fuori, come dicevo prima, il ragazzo che trova la CU, dopo non può sanare la situazione, è omessa e basta, e le sanzioni sulle omesse sono pesanti, quindi secondo me la dichiarazione dei redditi è sempre meglio farla. Okay. Certo, penso anche a mia mamma, una persona anziana che magari allora adesso si parla sempre di sto flusso della precompilata, ma ad esempio una cosa che non c'è nel flusso della precompilata, perché spesso vengono da noi i contribuenti e dicono ho buttato via tutto perché mi hanno detto che là c'è tutto, i dispositivi medici non ci sono. Cosa sono i dispositivi medici? Quelli che costano di più, gli occhiali, ok? E può essere il materasso, che mi serve il materasso, l'apparecchio acustico, sono migliaia di euro. Sì. Quindi attenzione anche là, presentiamo la dichiarazione dei redditi e dopo, se mi viene in mente che ho avuto gli occhiali piuttosto, si può sempre integrare, Oppure mi accorgo anche, cosa che succede frequentemente, di avere un figlio o un coniuge che magari ha avuto un reddito da lavoro esiguo, però o non è più fiscalmente a carico, quindi devo toglierlo e devo pagare, però abbiamo detto ci sta debito o credito, oppure addirittura il mio coniuge, io pensavo che non fosse a carico piuttosto che il figlio, invece mi risulta a carico, posso fare un integrativo e recupero i soldi delle detrazioni, quindi capisce che ci sono tante sfumature su sta benedetta dichiarazione dei redditi, però sono importanti, molto importanti. Giuliana, volevo soltanto aggiungere, tu giustamente sottolinei il fatto che nel flusso della precompilata alcune informazioni sappiamo di base che non ci sono perché non sono traghettate nel flusso, però a volte capita anche che non so, andiamo dal dentista e quella spesa non venga trasferita all'agenzia entrate, oppure un'altra spesa, a prescindere magari quando noi fisicamente andiamo a fare una spesa magari presso una struttura sanitaria, passiamo la tesserina e ci viene fatta la domanda: vuoi che venga trasferita al sistema sanitario o no? A volte non sappiamo o sbagliamo a rispondere, ecco, quello si aggiunge all'informazione che Giuliana stava dando e quindi non dobbiamo dare per scontato che se noi siamo un po' addetti, insomma ce la caviamo, prendiamo la precompilata e confermiamo il dato, perché quel totale di spese magari non è completo, quindi è un peccato perché si rischia di andare a perdere una parte di detrazione che si potrebbe portare a casa. Quindi la documentazione cartacea e l'operatività che fa il CAF è proprio questa: assicurare all'utente che si rivolge a noi che tutte le spese che lui ha sostenuto siano presenti sia nel flusso, ma che gli facciamo godere naturalmente della detrazione o deduzione che sia. Ecco, allora Sara Franchetto, l'abbiamo detto, lo ribadiamo anche per i più sbadati, insomma, chi si accorga di aver dimenticato un reddito o una spesa, perché magari adesso che siamo a ridosso della scadenza, più di qualcuno si sarà accorto, no, appunto scartabellando, di aver trovato qualche scartoffia che si era dimenticato. Allora, integrare la dichiarazione dei redditi originaria, facciamo un po' il punto su tutto quello che si può fare, perché poi ci sono anche, insomma, si ha la possibilità fino ai 5 anni successivi, è così, per metterci un po' una pezza a questa situazione. Sì, esattamente, come anticipava prima Giuliana, nel momento in cui io presento una dichiarazione dei redditi entro i termini, chiaramente poi se mi accorgo che mi sono dimenticato una spesa piuttosto che un reddito, posso andare ad integrare quella dichiarazione originaria. La norma prevede fino a 5 anni ho questa possibilità. Questo cosa vuol dire? Che ad esempio entro il 31 dicembre di quest'anno io posso ancora andare a integrare la dichiarazione dei redditi che ho presentato nel 2020 per l'anno d'imposta 2019. Non è raro che le persone si accorgano appunto di aver dimenticato qualcosa per strada.
non solo per sbadataggine, però può succedere che magari soprattutto chi magari viene presto a fare la dichiarazione dei redditi perché poi vuole godersi le vacanze, che ci arrivi magari in ritardo qualche certificazione dell'assicurazione, più qualche la previdenza complementare, che magari quelle sono quelle che arrivano un po' più tardi, verso giugno, verso luglio, se il contribuente si dimentica di richiederle. Ma può succedere, come dicevamo prima, che magari ho messo la spesa nel cassetto e non mi sono ricordato che questa spesa l'aveva fatta l'anno precedente. Oppure può anche succedere che adesso che siamo vicini alla scadenza, magari non riesco a trovare tutti i documenti che mi servono per fare la dichiarazione dei redditi. Ora, piuttosto che evitare quindi di andare in una dichiarazione omessa per cui poi si può fare ben poco, e in caso poi si risulti che questa dichiarazione era a debito, ovviamente poi sarà l'Agenzia delle Entrate che ci chiederà il debito con delle sanzioni, degli interessi maggiorati. È chiaro che conviene chiudere la dichiarazione con quello che si ha, come avevano anticipato Giuliana e Monica, e poi provvedere ad integrare questa dichiarazione. Questo consiglio, quindi presentare la dichiarazione, non lo diamo solo a chi effettivamente ha l'opportunità o la necessità di presentare la dichiarazione, ma chi si rivolge ai nostri sportelli, di solito consigliamo di presentare la dichiarazione anche chi ha, ad esempio, solo l'abitazione principale e una sola certificazione unica erogata, quindi da un datore di lavoro per cui ha lavorato tutto l'anno. Non solo perché a volte può succedere che durante le operazioni di conguaglio ci possono essere stati dei pasticci fatti dal datore di lavoro, ma proprio perché in un secondo momento ci si può accorgere appunto che queste spese sono rimaste per un po' dentro un cassetto e quindi si vuole far valere la detrazione. Abbiamo tempo, se abbiamo presentato un 730 entro il 30 di settembre, abbiamo tempo fino al 25 di ottobre per presentare un 730 integrativo che viene presentato non solo per integrare le spese, ma a volte succede che durante le operazioni di conguaglio il datore di lavoro che io ho messo nel 730 non è più il mio datore di lavoro. Come diceva Giuliana, bisogna stare attenti a cosa si va ad indicare, e quindi il datore di lavoro comunica all'Agenzia delle Entrate che non può liquidare quel 730 perché non c'è più in essere il rapporto di lavoro. A quel punto si può integrare il 730 cambiando il datore di lavoro, quindi se ho un datore di lavoro nuovo metterò i dati del nuovo datore di lavoro. Ovviamente dovrò avere per alcune mensilità questo datore perché sia certo che questo 730 vada a buon fine, oppure potrò indicare all'Agenzia delle Entrate, quindi poi se di rimborso si tratta mi verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate, oppure posso avere la casistica delle due situazioni che si mescolano, quindi di dover aggiungere una spesa e di avere il primo 730 che non mi è stato liquidato perché il sostituto è venuto a mancare. Se invece... Chiedo scusa Sara, la fermo un attimo, sì, perché abbiamo una telefonata, poi riprendiamo il discorso. Non vorrei che si stancasse il nostro telespettatore ad aspettare. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, grazie della possibilità di intervenire. Lei è, allora, chi è? Da dove chiama? Io mi chiamo Francesco, chiamo dalla provincia di Padova. Prego. Allora, io intervengo perché io mi ricordo che 35-40 anni fa, con i primi 7,30, ogni cittadino, i dipendenti, riuscivano quasi, anzi con una certa facilità a compilarselo, a prepararselo, a consegnarlo, non necessariamente dovevano ricorrere ai sostituti, ai CAF, eccetera, eccetera. C'era chi lo faceva, chi non lo faceva. Io ricordo a me stesso che i primi anni avevo un mutuo da scalare, feci il primo anno con un'assistenza fiscale, da quell'anno in poi ho visto come si faceva e per anni e anni sono andato avanti da solo. Con questo cosa voglio dire?
che non è ammissibile che un paese civile costringa la gente con il patema d'animo di fare il proprio dovere. Perché quello che hanno detto le signore, le responsabili dei CAF, è un dato oggettivo. Quando mi si viene a dire omessa, quando mi si viene a dire integrativa, quando mi si viene a dire, vuol dire costringere le persone ad avere una sorta di terrore, di timore, ma non è perché lo dicono le signore, mica colpa delle signore che sono là, perché è una situazione oggettiva. Io sono stato in altri paesi dell'Europa occidentale, ho parlato con persone in tema di fiscalità e, tanto per fare un esempio, in Francia non è vissuta con questo patema d'animo. Le tasse bisogna pagarle, è giusto pagarle. Certamente non tutti sono come il fu ministro Padoa-Schioppa che diceva che è bello pagare le tasse, si ricorda quella frase, ma ognuno ha le proprie opinioni con massimo rispetto di quella personalità. Voglio dire insomma che ha voglia di correre acqua sotto i ponti fino a che siamo ancora in una situazione in cui tutto è vissuto, specialmente dalle pedine piccole, che sono quelle dei 7,30, le pedine piccole, non sono quelle come quella grande proprietà della provincia di Torino che ha sanato nei giorni scorsi una sentenza di 100 e passa milioni di euro. Le pedine piccole sono quelle che magari per 100 euro rischiano l'omessa, eccetera, eccetera. Allora io chiedo ai CAF, che poi sono a pagamento, perché poi bisogna anche pagare, il cittadino deve anche pagare e quei soldi là nessuno glieli dà indietro. Allora io chiedo che si dovrebbe intervenire, credo che si dovrebbe intervenire per evitare questo patema d'animo. Grazie, ascolto le vostre interlocutrici preziose e le ringrazio. Grazie, allora hai vissuto davvero dal cittadino, beh lo sfogo ci sta e voi chissà quanti ne raccogliete poi, no? I vostri sportelli, perché diciamo che girando la prospettiva è proprio per evitare questi patemi che voi vi adoperate, voglio dire, e anche per dare opportunità, non solo perché non c'è solo la sanzione, c'è anche magari il ristoro. Certo, assolutamente, sì, ma infatti la considerazione la condividiamo, insomma, quanto detto dal signor Francesco, se non ho capito. Sì, la semplificazione, cioè partiamo a monte con un sistema fiscale in Italia che chiaramente ha delle regole che andrebbero riviste. Qua si discute di aumentare le detrazioni, di rimodulare gli scaglioni IRPEF, però di fatto c'è un sistema fiscale che è basato appunto sul fatto di poter innanzitutto, come lui giustamente afferma, per altri stati qui devi solo alcune tipologie di spese possono trovare, diciamo, collocazione all'interno della dichiarazione e quindi le puoi in qualche misura dedurre o detrarre, quindi trovare beneficio. In altri paesi partiamo già anche dal presupposto che magari a prescindere dalla tipologia di spese tutto va dentro, però con altri criteri. Quindi sì, gli intermediari abilitati nel nostro paese sono stati introdotti appunto nel lontano 1993 proprio come delle figure che si interpongono tra il cittadino e l'amministrazione finanziaria e l'agenzia per aiutare a gestire, voglio dire, quello che purtroppo è un sistema molto, insomma, particolare e complicato, e quindi sì, ha ragione il signor Francesco giustamente nel dire che la semplificazione di cui tanto, insomma, si parla da anni, naturalmente, insomma, dovrebbe proprio rivedere completamente probabilmente quello che è il sistema, insomma, con cui si vanno a dichiarare i redditi nel nostro paese. Però, dovrebbe essere modificato tutto a monte. Sì, tutto proprio, cioè, dalla base, perché così se pensiamo alle ristrutturazioni, che si recupera il 50, abbiamo avuto il 110, noi abbiamo avuto tanti tecnici, è brutto dirlo, che magari non avessero gestito come andava gestita la cosa, e purtroppo poi ricade tutto su di noi e di conseguenza sul cittadino. Quindi bisognerebbe rivedere tutta la macchina, non solo i CAF e gli intermediari, ma a monte chi gestisce queste spese che poi il cittadino potrà portare in detrazione e in deduzione, perché se pensiamo al 110 quanti soldi si sono portati a casa. Certamente, ma poi il cittadino tra bonifici parlanti o cose così magari che si sono sbagliati, quindi bisogna correggere, dare le indicazioni. A volte anche la banca non gli fa il bonifico adatto, dedicato.
e l'amministrazione finanziaria non riesce a verificare. Il signor Francesco ha ragionissimo, però ci sono tanti però dietro e noi diventiamo matti. Esatto, allora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi ci ricolleghiamo anche con Sara tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'approfondimento dedicato alla CGIL e ai temi sindacali. Allora sono qui in studio con Monica Giomo del CAF Veneto, provincia di Treviso, Giuliana Maffei, responsabile fiscale, stiamo parlando proprio di fiscalità 730 ISEE. In collegamento c'è Sara Franchetto che è responsabile fiscale provinciale del CAF Veneto, provincia di Treviso. Da Sara, che abbiamo interrotto prima della telefonata, ripartiamo. Stavamo parlando del cambio di datore di lavoro e abbiamo capito un po' come fare. Allora, in caso di dichiarazione a debito, Sara, gli acconti sono sempre dovuti? Allora, se gli acconti sono o meno dovuti, non viene diciamo visualizzato in base al risultato contabile della dichiarazione dei redditi, ma viene stabilito in base a un rigo della dichiarazione dei redditi che si chiama rigo differenza. Quindi per assurdo io potrei avere un rigo differenza a debito perché il calcolo fatto sui redditi dell'anno che si sta gestendo sono a debito, ma magari ho pagato l'anno precedente degli acconti per questa annualità e quindi magari gli acconti sono superiori al debito che viene calcolato e quindi io potrei avere un rigo differenza a debito su cui viene verificato il fatto di dover o meno versare gli acconti, però avere magari un risultato contabile complessivo della dichiarazione dei redditi a credito. Ora, se il mio rigo differenza è superiore ai 52 euro, scattano gli acconti. Se io ho diciamo un rigo differenza tra i 52 e i 258 euro, l'acconto è solo uno, è quello che si paga a fine novembre, che quest'anno è il 1° di dicembre perché il 30 di novembre è un giorno festivo. Se invece si superano i 258 euro, gli acconti diventano due. Il primo acconto, che è un 40% di quel rigo differenza, viene pagato insieme al saldo, mentre poi c'è il 60% che è il secondo acconto. Ora, non è detto che gli acconti siano sempre dovuti, perché diciamo l'ottica degli acconti nasce dal fatto che l'amministrazione finanziaria ragiona con l'idea che se io sono a debito quest'anno, molto probabilmente sarò a debito anche l'anno prossimo, scusate. Questo ovviamente è un ragionamento che può andare bene per quelle situazioni in cui il debito nasce da mettere all'interno della dichiarazione dei redditi dei redditi che non transitano attraverso un sostituto d'imposta. Faccio alcuni esempi: il reddito d'affitto, la pensione estera, piuttosto che l'assegno di mantenimento dell'ex coniuge o i redditi da lavoro dipendente che vengono erogati dai privati, quindi l'esempio della badante piuttosto che della colf, del giardiniere, che quindi non hanno gli stessi obblighi del sostituto d'imposta e quindi non trattengono mensilmente l'IRPEF per i propri dipendenti. È chiaro che in queste situazioni dove il debito è cronico, nel senso ogni anno avrò una dichiarazione a debito, l'acconto è dovuto. Però ci possono essere delle situazioni in cui il debito nasce solo in quell'annualità lì. Ad esempio l'anno in cui io vado in pensione. Se sono andato in pensione durante l'anno, avrò una parte di reddito di lavoro dipendente che è stato tassato dal mio datore di lavoro per il reddito che conosceva e una parte di pensione che è stata tassata dall'INPS per il reddito che conosceva. È chiaro che mettendo insieme i due redditi vengono ricalcolate sia le detrazioni che l'imposta, per cui a volte se non si hanno detrazioni e deduzioni dalle spese piuttosto elevati si rischia di andare a debito.
È chiaro che in quelle situazioni lì gli acconti non sono dovuti. Di norma in situazioni di debito tendiamo a suggerire comunque di pagare il primo acconto perché può succedere, ed è anche successo, che persone sicure di non andare a debito l'anno dopo, poi l'anno successivo si sono ritrovate nuovamente a debito. Casomai si sceglie di togliere il secondo acconto, quindi si può comunicare al datore di lavoro piuttosto che all'INPS di non trattenere l'acconto di novembre. Se invece si è fatto il 730 senza sostituto piuttosto che il modello redditi, quindi il debito viene pagato in autoliquidazione, non si paga l'F24 che viene consegnato con la dichiarazione dei redditi. Il consiglio che mi sento di dare ai cittadini però è questo, perché a volte succede che ci sono obiettive difficoltà nel pagare non solo gli acconti ma i saldi delle dichiarazioni dei redditi. Allora anche qui è sempre bene presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto le sanzioni che vengono erogate per le dichiarazioni omesse sono ben più elevati. Dopodiché l'Agenzia delle Entrate manderà un avviso bonario di omesso versamento con delle sanzioni, ripeto, molto più basse che quella dell'omissione della dichiarazione dei redditi, e in queste casistiche si può rateizzare rate trimestrali fino a 20 rate, quindi rispetto magari alle 6/7 rate che si possono fare col 730 o con il modello redditi per chi comunque viene a fare la dichiarazione dei redditi presto. Se ci sono persone che hanno difficoltà a versare le imposte, piuttosto non pagate subito le imposte ma fate la dichiarazione dei redditi, piuttosto che pensare di omettere la dichiarazione dei redditi e aspettare che sia l'Agenzia delle Entrate che vi mandi la cartella che avete un debito che non è stato pagato. Grazie Sara. Allora sentiamo anche un'altra telefonata. Buongiorno. Pronto? Sì, pronto. Sì, chi è? Da dove chiama per favore? Chiamo da Caorle. Ed è il signor? Alberto. Ecco, ci dica. Commirato Alberto. Sì. Volevo sapere come mai mia moglie percepisce 155,36 euro di pensione al mese, avendo il 100% di invalidità. Volevo sapere come mai è una pensione, se vengono date pensioni così basse. Monica. Guardi, se eventualmente ha modo, perché con la domanda che lei pone e senza nessun elemento a disposizione, purtroppo sia io che Giuliana o anche Sara facciamo fatica a darle risposta, a prescindere che magari è il settore previdenziale, però se cortesemente ci vuole lasciare il numero, ci possiamo parlare poi appena terminata la trasmissione, magari le chiediamo in privato qualche altra informazione per poter magari verificare la sua posizione, la posizione della signora. Volentieri, perché così non saprei proprio esserle di aiuto e darle una risposta corretta. Ecco, faccia così, allora lasci un numero che poi giustamente anche per avere delle informazioni un pochino più sensibili è anche meglio fare più in privato. Certo che capiamo magari quella che è la domanda sul come fa un invalido al 100% a vivere con quella cifra, ma magari andava là un po' a parare il ragionamento. Su questo non ci piove, ma proprio partendo dalla domanda che ha fatto il signore, magari possiamo anche capire se c'è modo rispetto alla situazione di potergli magari far percepire qualche altro supporto o sostegno, ecco, quindi magari qualche domanda in privato ci sta. Ci sta. Allora Giuliana, abbiamo già detto che tra i problemi particolari che state riscontrando negli ultimi anni c'è un fai da te che rischia di essere un po' pericoloso, no? Nel senso, non va sottovalutato l'ambito fiscale. Il signore prima Francesco che ci ha detto ai miei tempi mi arrangiavo, non è più così evidentemente, e purtroppo è il caso di fare attenzione per molti motivi. Senta, il conguaglio dei 7,30 può subire dei ritardi, Giuliana? Sì, succede spesso che ci siano dei ritardi per quanto riguarda i conguagli del 730
In primo luogo, per quello che abbiamo già detto più volte, appena detto Sara, perché magari i dati del sostituto sono errati, però l'abbiamo già detto, è sufficiente venire da noi, cerchiamo, magari entro ottobre cerchiamo di sanare, e perché ci sono molti controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi facciamo il modello 730 lo inviamo all'Agenzia delle Entrate e poi l'Agenzia delle Entrate, diciamo che i tempi sono anche abbastanza lunghi, possono volerci dalle 2 settimane fino a un mese, a volte anche di più, ci restituisce gli esiti. Come diceva Sara, potrebbe essere un sostituto che dice non è più mio dipendente e la faremo integrativo, oppure può essere che l'Agenzia delle Entrate me la blocchi con lo stato quo, che a voi non dirà niente, a noi dice che è una pratica soggetta a controllo. Quindi l'Agenzia delle Entrate ha 6 mesi di tempo da quando è terminato, dall'ultimo invio, che quindi sarà il 30 di settembre, per portare a termine le operazioni di controllo. Noi là avvisiamo il cittadino, verifichiamo che sia tutto a posto, dopo esibiamo l'eventuale documentazione all'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate, una volta terminata l'operazione di controllo, sarà lei a liquidare l'eventuale credito al cittadino. Non avrà il credito in busta paga o in pensione come avviene quasi sempre con il modello 730, ma verrà liquidato direttamente sull'IBAN che dovrà essere comunicato dal cittadino all'Agenzia delle Entrate per poter procedere all'operazione di controllo. Ne abbiamo diversi, sono sempre più questi casi perché, come diceva lei all'inizio della domanda, i cittadini molto spesso si arrangiano. È positivo, il signor Francesco, ci ha colpito molto l'intervento del signor Francesco perché ha ragione, poi durante la pausa abbiamo portato avanti il discorso, è anche vero che il 730 è nato come dichiarazione semplificata, ma che non è più un modello semplificato, perché noi abbiamo quasi 600 pagine di circolare, 600, per poter gestire il modello 730. Il modello 730 ha il visto di conformità, quindi quasi tutto, a parte i carichi fiscali e poche cose che noi di fatto non è che possiamo andare a casa e verificare, quasi tutto deve essere verificato dal CAF. E quindi nel momento in cui c'è qualcosa che non quadra, l'Agenzia delle Entrate dice no, tu gli hai messo dentro sta spesa, adesso tu mi devi dimostrare che questa spesa, questo reddito, questa cosa è giusta, mi fai vedere i documenti e quindi diventa tutto molto più complicato. E i controlli, ahimè, ci stanno, perché i controlli vengono fatti in maniera preventiva, ma vengono fatti anche dopo, perché ci sono tanti di quei controlli che il cittadino, quindi abbiamo i CO, che sono i controlli preventivi prima di liquidare, poi abbiamo i 36 ter, che entro 2 anni dalla dichiarazione vengono fatti al CAF, che ci controlla se abbiamo fatto tutto bene, tutto male, se no dobbiamo pagare sanzioni, e ci sono dei controlli che arrivano a casa, ci sono i 36 ter che arrivano ai cittadini per quanto riguarda i familiari, ci sono poi le cartelle, gli avvisi, è tutto un controllo. Una bella rete di verifica. Diciamo che ci sono delle persone che recuperano migliaia di euro di detrazioni. Certo. Perché tipo la ristrutturazione il 50%, risparmio energetico può essere il 65%, abbiamo avuto il 110%, ci sono le previdenze che sono deducibili e là ho tanti soldi. Ieri ad esempio controllavo una dichiarazione dove vedevo che aveva un onere deducibile 43.800 euro questa persona. Caspita. Recuperava 17.000 euro perché aveva l'assegno di mantenimento dell'ex moglie e quindi là uno dice ci sta che a me facciano il controllo. Certo, giusto? certo. Un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Chi è, da dove chiama? Allora, mi chiamo Massimiliano e chiamo dal Lido di Venezia. Sì. Allora, io ho una curiosità. 3 giorni fa sono andato per fare la dichiarazione del 730. Premetto però innanzitutto che da quando sono andato in pensione, quindi circa 1 anno e mezzo prima di mia moglie, avevamo messo a carico della mia pensione a beneficio una cifra di 57 euro circa, che saranno assegni o altre cifre che mi aspettavano, poiché mia moglie non aveva nulla, avevano messo in carico, saranno assegni familiari, non saprei come descriverli, e che
ho continuato a percepire fino a ieri, che sono andato al patronato a far detrarre a farla togliere, diciamo, dalla mia busta della pensione questa cifra. Quando io mi sono presentato per il 730 ero andato per recuperare alcune spese mediche. Nel momento in cui mi ha detto la cifra di recupero, che erano circa 200 euro, mi ha detto che però non poteva darmele perché io ero soggetto a 600 euro di pagamento. Quando ho chiesto di che cosa, mi ha segnalato per l'appunto questa anomalia che ancora c'era nella mia pensione, dicendomi che avrei dovuto essere io a toglierla. Ignorantemente, ignoranza non è ammessa, ma la verità è questa, io pensavo che fosse in automatico, cosa invece che non è. Però allora ecco qua la domanda: perché quando io ho fatto la richiesta di rimborso delle spese mi è stato detto che erano informati che io avevo delle cifre maggiorate nella mia pensione e me le hanno anche comunicate, cosa per cui io non ho potuto neanche fare il 730 perché avrei dovuto pagare 600 euro, soldi che non ho perché sto già pagando la rateazione, quella delle 15 rate che conoscete bene tutti voi, che se ne salti una poi non rientri più, devi aspettare per rientrate. Sto pagando circa 4.000 euro all'anno per residue tasse che dovevo pagare e per cui i contanti non ne ho più. Allorché non ho potuto fare il 730, non ho potuto fare la dichiarazione perché avrei dovuto pagare 600 euro. La mia domanda è questa: ma se l'INPS è al corrente che mi sta dando questi soldi in più, perché me li hanno chiesti al patronato, mi hanno informato, mi hanno detto guarda che io non posso farti avere i soldi delle spese mediche perché tu stai attualmente percependo delle cifre che non ti aspettano, quindi devi restituire. Io mi domando, ma se l'INPS sa che devo restituire, perché ha continuato a darmeli? Questa è la domanda. Perché a me è arrivata una cartella degli anni precedenti che ho percepito con interessi e maggiorazioni, e cioè dovrebbero estinguersi da soli in automatico. L'idra a 5 teste che non comunica tra di loro va poi a finire con multe e maggiorazioni sulle spalle di chi come me conta i soldi, conta le lire, perché non ho potuto nemmeno liquidare il 730 perché, ripeto per l'ennesima volta, sto facendo quell'importante rateazione di 4 milioni all'anno che sarebbero poi l'esubero di tutto quello che mi rimarrebbe in tasca in funzione della mia pensione. Vediamo se riusciamo, abbiamo capito più o meno il tema, vediamo se riusciamo a darle una risposta. Giuliana? No, da quel che ho capito, se ho capito all'inizio, la moglie è andata in pensione 2 anni fa, giusto? L'altro anno. Dagli importi che lei mi sta dicendo, lei usufruiva delle detrazioni per familiare a carico e quindi questo importo di detrazione sui 690 sulla CU non le spetta più e per quello le è scaturito il debito e non poteva neanche recuperare gli importi delle spese mediche della moglie. Io ho inteso così. Sì, è vero che l'INPS queste cose dovrebbe conoscerle, però l'INPS ha dei numeri talmente grossi che è un po' difficile riuscire a tenere monitorata la cosa. Io da parte sua forse non avrei fatto un 730, però non so chi l'ha gestita la cosa, come gliel'ha gestita, magari avrei fatto un modello redditi, però non avrei avuto l'omessa. Io immagino che lei parlasse delle 15 rate e della rottamazione del debito pregresso. Io sto pagando quelle per un importo di 4.000 all'anno. La rottamazione, sì, che 2 anni fa c'era la possibilità di rottamare e gli si abbonava una parte, diciamo, del debito, una parte delle sanzioni e degli interessi che erano dovuti. Io se fossi in lei, perché è successa, le dico, io purtroppo sono una che me ne capita, era successo anche a mia mamma quando è andata in pensione, prima non era a carico perché aveva un lavoretto, gliel'ha rimessa a carico mio papà mi ha dato un aumento, io ho detto
E poi quando gli ho fatto la dichiarazione mi sono accorta che c'era sto errore. Purtroppo, cosa dicono? Lo Stato non ammette ignoranza, l'importante è che provveda tempestivamente con l'INPS a farsela togliere dal carico fiscale, se no il prossimo anno avrà lo stesso problema. Poi se lei non riesce a presentare, ma io le consiglio, come dicevamo prima, a tempo fino a gennaio, se non riesce a fare il 730 faccia un modello redditi anche tardivo e se non ce la fa non paga quel che è dovuto, però almeno non ha la dichiarazione omessa, perché là ci sono i controlli automatizzati e la beccano. E quindi poi là avrà ancora soldi che si aggiungeranno a quelli che sta già pagando. Insomma, Però le casistiche sono veramente tante. Deve farsela togliere subito dal calcolo. Non è che il patronato lo sa, questa cosa è indicata nella CU. Quando mi danno la certificazione unica, che sia il datore di lavoro piuttosto che l'INPS, c'è scritto quanto percepito al lordo, le tasse, le addizionali, i carichi fiscali. Se lei guarda su detrazioni per coniuge a carico, lei avrà la moglie a carico e nell'altra pagina ci sarà il codice fiscale di sua moglie. Secondo me, da quel che mi ha detto lei e gli importi, è quello. Provi a verificare nella CU, vada all'INPS e se la faccia togliere subito. Monica, in chiusura, prego. Sì, no, cogliamo l'occasione per dire che questa casistica che è stata descritta dal signor Massimiliano succede anche frequentemente con i figli, perché a volte i genitori lavorano e omettono magari di dare comunicazione al datore di lavoro che il figlio ha iniziato a lavorare e ha percepito un reddito. Quindi il papà o la mamma si trovano nella CU, chiaramente la detrazione che è trasformata in soldi in ogni busta paga durante l'anno, e poi quando fa la dichiarazione si scopre, si fa la domanda: ma il figlio ha lavorato l'anno passato? Sì, ha superato. Nella dichiarazione automaticamente quell'importo, come il signor Massimiliano, va restituito e quindi scaturisce il debito. Quindi insomma questo è un meccanismo sicuramente da fare attenzione quando si comincia a lavorare. Passare e fare una domanda in più non costa nulla. Ecco, allora abbiamo un minutino. Sì. So che Monica voleva parlare di ISEE, giusto per dare 2 info sulla prossima incombenza, no? Sì, avevo piacere soltanto di ricordare che in provincia di Treviso è stata sottoscritta anche, o meglio rinnovata anche quest'anno, una convenzione che consente ai residenti dei comuni che sono forniti dalla Savno di poter utilizzare attraverso la presentazione dell'ISEE, quindi bisogna aver fatto l'ISEE, chiaramente rinnovato nel 2025, e averlo di importo inferiore ai 15.000, hanno diritto a uno sconto nella bolletta con un risparmio medio del 50% sulla quota fissa della tariffa. Questa domanda è gratuita rivolgendosi al CAF della CGIL presso le nostre sedi e va fatta entro il 30 novembre 2025. Quindi condizione fondamentale è avere l'ISEE rinnovato quest'anno, e gratuitamente basta consegnare una fattura dell'utenza dei rifiuti e siamo in grado insomma di elaborare la domandina. Provvediamo noi a comunicare, la persona non serve che faccia null'altro, provvediamo noi a comunicare al gestore della Savno che la persona X si è rivolta a noi, ha questo valore ISEE, ha diritto a questo sconto, e poi la Savno chiaramente attribuirà nella prima fattura utile del prossimo anno a conguaglio l'importo dello sconto. Senti Monica, velocissimamente, voi state anche raccogliendo candidature per la prossima campagna fiscale, nel senso l'invito è quello di mandare dei curriculum di fatto, giusto? Assolutamente, di fatto non abbiamo ancora terminato questo periodo di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, ma stiamo già lavorando e siamo già proiettati per il prossimo anno, e quindi come sempre in forma gratuita noi predisponiamo dei percorsi di formazione già dall'autunno e poi con l'inizio chiaramente dell'anno venturo, che consentono a persone che giustamente insomma hanno la voglia di affrontare e di acquisire alcune nozioni nell'ambito fiscale o di provarci perlomeno, di essere assunti poi per la prossima campagna fiscale, quindi per la predisposizione dei nuovi modelli 730. È già possibile inviare il proprio CV o anche semplicemente passando presso le nostre sedi e lasciandolo. Nei prossimi giorni, ricordando appunto il sito, andremo ad aggiornare all'interno del sito della CGIL di Treviso la sezione del CAF, mettendo tutte le informazioni apposite per poter inviare il curriculum.
curriculum. E quindi insomma ecco, noi oltre che un'opportunità di lavoro, naturalmente è un'opportunità anche di formazione proprio per entrare un po' in quello che è il mondo della fiscalità italiana. Che abbiamo visto è complessissimo, allora siamo in ritardissimo. Io ringrazio Monica Giomo, amministratrice delegata di CAF Veneto, provincia di Treviso, Giuliana Maffei, grazie, responsabile fiscale provinciale di CAF Veneto, Sara Franchetto, che avevamo in collegamento, eccola qua, grazie Sara, responsabile fiscale provinciale di CAF Veneto. Grazie a tutte, grazie a voi telespettatori che ci avete seguito, grazie in regia ad Alessandro Granziera e Alberto Pivetta, noi ci rivediamo per i telegiornali di questa sera, arrivederci.